Ascotrade, sponsor della Dunata del Piave e fornitore dell'energia elettrica in 30 punti della città, compreso il villaggio alpino all'interno delle mura. Ennesima dimostrazione che la Dunata nazionale delle Penne Nere di Maggio coinvolge tutto il territorio. E noi questa la riteniamo più che una sponsorizzazione, un'attività caratteristica sociale. Questa è una terra degli alpini, c'è una storia. Il quartier generale di Ascotrade, quindi del gruppo Ascopiave, è nel quartiere del Piave. Questa adunata si svolgerà prevalentemente proprio nell'area del Piave, quindi c'erano tutti gli elementi per poter per poter giustificare una presenza importante di Ascotrade. Ascotrade ha sposato il nostro progetto subito, è stata la nostra disponibilità, è diventato subito un main sponsor che per noi è fondamentale. Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, 4 città e 4 sezioni ANA che ce la stanno mettendo tutta per sfruttare al massimo questa occasione. Dai 300.000 ai 400.000 visitatori previsti, quanto al pernottamento si stanno precettando spazi per ospitare 40.000 alpini, 65 palestre, 23 tendopoli, 10 aree camper, dogana, Prato della Fiera, mercato ortofrutticolo, ex caserma Piave, ex caserma Salsa. La salsa vorremmo tutti quanti averla in modo permanente, stiamo aspettando e stiamo incrociando le dita sperando che venga tolto l'uso governativo ai vigili del fuoco, perché non ha molto senso che i vigili del fuoco vadano lì, e quindi nel frattempo siamo contentissimi che gli alpini utilizzano la caserma Salsa, pezzi della caserma Piave, pezzi della dogana, perché gli alpini portano in modo virtuoso vita. Tutto il territorio unito per celebrare il centenario della Grande Guerra, da qui l'anticipazione sugli alzabandiera. Andremo anche nei siti Cima Grappa, Nervesa della Battaglia, Isola dei Morti e Fagrada della Battaglia. In contemporanea 5 alzabandiera, da Piazza della Vittoria, da Piazza dei Signori c'erano dei maxi schermi che tutti vedremo le altre alzabandiere degli altri siti.